cosa c'è? Oh, è arrivato! Buonasera. È arrivato il sindaco di Scaffingio. C'è l'orchestra? Ci sono i musicisti, hai visto? Si piace di sta pizza? Perché? Ce la mangiamo dopo. Dopo ce la mangiamo, Una pasta di pizza, certo. Si sta lavorando alla... Buonasera. Buonasera sindaco, come va? Tutto bene? Tutto bene? Beh, carnevale, visto qui che allegria, cosa avete fatto per carnevale? No, noi avete organizzato qualcosa a Scaffingio? Certo, noi Scaffingio su carnevale du festauso da sempre, abbiamo una tradizione antichissima del Scaffingio, del carnevale, bello proprio. E cosa fate? Fate quello che fanno in tutti i paesi, fate la sfilata classica? Certo, facciamo la sfilata. Come si svolge? La sfilata si svolge che portiamo in processione il simbolo del suo carnevale, poi da bruciare dopo. Ah, come Canciofale a Caglia, come Re Giorgio a sì, Tempio. E come si chiama il vostro simbolo? Re Arrungioso. Re Arrungioso? Sì, Re Arrungioso. Ma c'ha il nome del santo? No, è il santo. Come il santo? Siccome in vita non teniamo su denaro, vai questa manifestazione, questo pupazzo, quindi andiamo in chiesa, prendiamo il santo, tu concordato a mascheretta e lo portiamo in giro a sfilare. Ma quando ma scusa, ma il prete non si inquieta? No, portiamo anche il prete a sfilare. A sfilare, lo vestiamo da cardinale, esso è contento e non segue da spacciare. Da cardinale. Ma scusa un attimino. Mi dica. Scusa un attimino. Ma invece di fare queste cose che ho pensato, perché non vi fate dare i soldi dalla regione tramite il POR? Lei sa cos'è il POR? Subor, cos'è il POR? Subor resti... il POR lo sa, un sindaco lo sa cos'è il POR. Un subor è suborto. Il POR, no? Subor. Il POR. Dunque, subor no, dice, subor... Allora, stavamo dicendo che quest'anno abbiamo un'innovazione a Scaffingio. Ma che innovazione avete? Doppio per la sfilata. Allora, verrà proibito a un quarto della popolazione di Scaffingio di vestirsi, estratta a sorte, di vestirsi a maschera. Come verrà vietato? Verrà vietato. Ma perché? Perché in poche parole l'anno scorso abbiamo fatto la sfilata, a metà sfilata ci siamo resi conto che eravamo tutti vestiti a maschera e non c'era nessuno per guardarci. Sa, una sfilata a legge. Vabbè, c'è. Eravamo tutti, e quindi... Ma invece ascolta Tonino, fa una cosa con i spalloncini, vattene via quel palloncino. Sono sempre saida. Vai dietro, grazie. È un ragazzo distraendo, che stiamo aiutando, capito? Noi abbiamo... Mi dica di carnevale, cosa avete? Maschera tipo mammutone, ne avete? Sì, noi abbiamo una tipica maschera di Scaffingio, si chiama Pappingiones. E com'è questa maschera? Pappingiones è una maschera antichissima, è fatta di sughero, ha le corna e poi tutto il corpo nudo del... si deve mettere uno nudo dentro quest'abito? Quest'abito viene ricoperto di vollasa, di coso. Di che cosa? Questa cosa... Orticca e di peperoncino. Ma sta scherzando? Piga a Scaffingio? Piga da sgraffimento. E infatti vince il primo premio che arriva ancora vestito alla fine della sfilata. E ne arrivano? Mancuno, botta si sgraffi. Una bella tradizione. Bella tradizione, ma abbiamo anche altre tradizioni. Tipo sartiglia, non avete niente? Sì, stavo appunto dicendo che noi teniamo una specie di sartiglia che davvero su un bidda si chiama Sacorsa Sabudda. Mettete come Sabudda? Sabudda. Una gallina? La corsa alla gallina, in poche parole, si svolge nella strada principale, per un filo, ha appiccato una Buddha a zuccatura al collo, viva. Ah, è peccato. È peccato se non era viva perché deve sbattere le ali. Certo. Gli animali si sono contenti. Ci fica in sabassa. È vero, certo. È usanza del... E quindi passate correndo e dovete... Allora, in poche parole, ci sono i cavalieri al galoppo di Asinelli, Burrincoso, devono prendere con un bastone... Da gatta Burrincoso? Ci da me, da sa. Capite bene? Saccio un James. Capito? Quindi stavamo dicendo... Dopo si va a posto bella. Allora, mi dica questa sartiglia. Chi infilza la gallina? No, col bastone da deppe di scuda a terra. Ah, tipo ventolaccia. Tipo pentolaccia, deppe di scuda a terra, la gallina deppe di muove in mezzo. Capite? Chi vince? Chi vince, chi riesce a fare... vince il primo premio, una notte con la figlia del brigadiere. Come figlia del brigadiere? Beh, la figlia del brigadiere si è offerta volontaria e t'avvasi, ci è data, non da contenta. È una bella ragazza. E il secondo posto cosa vince? Il secondo premio vince il pomeriggio con la figlia del brigadiere. Sempre il brigadiere? Si è offerta volontaria, non offendi, da fasi notte e pomeriggio. E Zeppole ne avete fatto? Zeppole ne abbiamo fatto canco 10, 15 moisi, bello. Abbiamo fatto fare a zia Francisca Castatoppisi. Zia Francisca Castatoppisi? Francisca Castatoppisi è una di Scaffingio che è addetta a cassa e stoppisi in vita. Proprio sa delega, della sua delega, che la cassa dei stoppisi e fa anche queste zeppole. Ma le zeppole come sono? No, bene, però al posto dello strutto buono di vischio.
Avaranta picciocoseddas. Avaranta, cioè... Allazzanatas, capito? Infatti, non è buono. Non sono buone, però è usanza fare le zeppole, scudeso sconchete. Vabbè, allora invitiamo domani tutti a Scaffingio. Venite domani a Scaffingio, martedì grasso, che doppio su, in poche parole, dare le zeppole a tutti voi, chi vuole venire. C'è la degustazione delle zeppole, e poi se siete fortunati, con questa village di Brigaderi, sta contenta e se non uscì. Grazie. Lei vuole venire, arrivederci. Arrivederci. Scusate del disturbo, mi raccomando. E il por, cos'è il por? Subor. Dunque, vabbè, mo mi devo andare a buttare in questo assessore in fuori, che non piace. Arrivederci. Ciao, sindaco di Scaffingio. E adesso